Partiti subito la conclusione da parte della Magnitudo. Questo è un problema per l'estremo difensore della Ragnatela Pub. Questo in mezzo al campo, subito ruba palla, ma c'è il fischio del direttore di gara. È fallo in favore della Ragnatela. Lancio in mezzo, allontana la difesa. 1-2, vola il tentativo dalla distanza e la grande risposta al portiere della Magnitudo. Sulla destra, intercettato, cerca il servizio, c'è il tocco secondo il direttore di gara, calcio d'angolo in favore della Magnitudo con il numero 98 Liga, pronto a battere Liga, in mezzo cerca la direzione vincente, ma non c'è la rimessa dal fondo secondo il direttore di gara. Fatone la gira per il tentativo dalla distanza velleitario. Questo è un problema per l'estremo difensore Pagano, che ha già fatto ripartire i suoi. Pallone sulla sinistra, questo è un problema per la difesa della rimessa laterale in favore della squadra in maglia bianca. Palla la Magnitudo. Tira sta palla. Tentativo subito smorzato, pallone sulla destra, il cross in mezzo a cercare la zampata dell'attaccante, ma chiude bene la difesa ancora in maglia bianca e riparte con il numero 36 che si invola sulla destra, il cross in mezzo al limite, il tentativo col mancino smorzato dalla difesa e poi completa il disimpegno in calcio d'angolo Marinucci. Ancora pericolosa la squadra di casa. Tutto è pronto per il tiro dalla bandierina. Parte col mancino, era una buona occasione, non ci va con la testa nessuno, può respingere la difesa della Ragnatela. La rimessa è addirittura in favore della squadra in maglia verde, che si riversa in avanti. Cross per Marinucci che la gira di testa a cercare dal limite, il tentativo col mancino. Ricomincia con saggezza la squadra ospite, la fa girare il capitano verso la destra, cross in mezzo, era stato Belotti a servire questo pallone. Ancora la Ragnatela che cerca il giusto varco, danza sul pallone, Surace prova il tentativo, poi un ottimo dribbling in tunnel e riparte la squadra di casa per un momento, poi subito smorzato il tentativo. Partita piuttosto equilibrata in questi primi 5 minuti, ancora 0-0 qui al Trullo. Cross ancora con l'esterno da parte di Belotti a cercare i suoi compagni, ma è subito ripartita squadra di casa sulla corsia sinistra.
cross in mezzo, nessun problema per l'estremo difensore De Paulis. Melchiorre ancora allargato sulla destra, ma perso dalla squadra di casa. Il cross in mezzo a cercare gli avanti, c'è l'ennesima deviazione in calcio d'angolo. Colpo doloroso per il giocatore della Magnitudo. Comunque rimessa laterale, maglia bianca. Rimessa battuta, subito il cross in mezzo, allontana con qualche difficoltà la difesa Ragnatela e poi all'indietro per l'estremo difensore De Paulis, che è costretto all'intervento in calcio d'angolo. Già battuto. Ancora un calcio d'angolo, ma l'arbitro vede il tocco falloso, quindi sarà calcio di punizione in favore della difesa. Il maglia verde già battuto. Ora un contrasto in mezzo al campo, palla in palo laterale. Branca, pallone che arriva fra braccia del portiere. Poi ancora Belotti di testa, pallone in mezzo al campo, regna l'equilibrio, il sinistro in mezzo, ottima chiusura difensiva. Nessun problema per De Paulis, che rilancia lungo, anticipa la difesa della Magnitudo. Non sembrano due squadre che si contendono gli ultimi posti in classifica per la grinta mostrata fino adesso in campo. L'arbitro fischia il calcio di punizione. In favore della Ragnatela, a batterla. Lungo lancio nell'area di rigore, allontana la difesa, poi dalla distanza prova il tentativo Sturace. Diventa un assist quasi per Pelusi, capocannoniere della sua squadra. Rimessa a Magnitudo, con le mani a cercare ancora Pelusi, che la stoppa elegantemente al limite dell'area. Serve il suo compagno che accorre con il tiro dalla sinistra, nessun problema per De Paulis. Ora il lungo lancio è un passaggio all'estremo difensore Pagano, che con i piedi si accinge al rilancio, lungo a cercare ancora Pelusi. Controlla in mezzo al campo il tentativo di contropiede la Ragnatela con Melchiorre. Poi la Magnitudo che risponde con Pelusi in mezzo a 4 uomini, riesce a controllare la sfera, la allarga saggiamente sulla sinistra. Deve ricominciare però la squadra in maglia bianca dalla metà campo. Molti contrasti, non si riesce a... non c'è squadra che sovrasta l'avversario in questi primi 9 minuti e 48 di match. Punteggio ancora fermo, solo 0-0. Melchiorre, ottima la sua giocata di rifinitura sulla destra. Pallone ancora in mezzo al campo con Fatone, che serve il tentativo dalla distanza da parte di Surace. Chiedono il fallo di mano, il direttore di gara lo concede. Può essere una buona azione questa dal limite dell'area per la Ragnatela Pub. Sistema la barriera Pagano, la posizione è a centrale, comoda per una battuta a rete. Sul pallone ci sono Surace e Fatone. Vediamo chi dei due si incaricherà della battuta. L'arbitro sistema la barriera, tutto è pronto. Pagano richiama i suoi all'attenzione, fischia l'arbitro, parte Surace col destro, nessun problema per l'estremo difensore.
Ottimo qui il dribbling in mezzo al campo, il tentativo con lob a cercare il compagno, poi elegantemente si libera il pallone Surace in mezzo al campo, cerca di servire Melchiorri, ma altrettanto efficace l'azione difensiva della Magnitudo. Siamo già da quest'altra parte, la sponda in mezzo per Pelusi, anticipato prima di esplodere il destro dalla difesa della Ragnatela Pub. Sciuto, il cross di Sciuto che diventa un tiro, probabilmente voleva sorprendere De Paulis, ma il pallone finisce abbondantemente fuori. Nessun problema per l'estremo difensore della Ragnatela che va a rinvio, sponda di testa, contrasto aereo vinto dalla difesa della Magnitudo. No, questa no! Andare in avanti, ma c'è il tocco già quando il pallone era uscito, secondo il direttore di gara. Va il capitano a batterla per Melchiorre. La rimessa in questo caso è in favore della Magnitudo. Lungo il pallone a cercare l'inserimento di Pelusi. Nulla di fatto, ancora il capitano proprio davanti alla nostra postazione che serve Fatone. Ha spazio in mezzo al campo, Surace prova il destro rimpallato in fallo laterale. La rimessa laterale andrà a Belotti. Solo andiamo. La gira con grande classe Melchiorre. Ora un contrasto in mezzo al campo. Ne esce vincitore Belotti che la gira con calma. Lancio lungo a cercare la sponda, si inserisce Melchiorre, controllato ancora da una splendida prestazione difensiva fino a questo momento da parte di Liga, sempre costantemente in anticipo sugli avanti della Ragnatela Pub. Ora si incarica del calcio di punizione, il difendente in area, nessun problema per De Paulis che rilancia il suo capitano Belotti. Gira il pallone in area di rigore che rimane lì, poi il tentativo al volo che finisce fuori, nessun rischio per la difesa della Magnitudo che riparte ancora con Liga. Il pallone lungo a cercare la sponda, stavolta che arriva di Pelusi, ma per la difesa della Ragnatela che poi rilancia senza un compagno pronto a raccogliere il servizio. Se la prendono un po' con questa giocata troppo frettolosa i calciatori in maglia verde. Liga sulla destra, cerca la sponda di Pelusi che non arriva, allora può ripartire la Ragnatela Pub con il numero 2 Culco. Siamo già da quest'altra parte sulla destra, il cross morbido, esce ancora in anticipo Liga, riparte la Magnitudo, pallone allargato sulla destra, la pallone dentro di Pelusi, ma Belotti ancora che esce a testa alta. 10 minuti alla fine del primo tempo, fallo secondo il direttore di gara ed arriva anche il primo time out di questo primo tempo. In cronaca con il calcio di punizione in favore della Ragnatela Pub. Melchiorre sul punto di battuta, 2 uomini in barriera per Ragnatela, parte Melchiorre col destro, colpisce in pieno i calciatori appostati in barriera. Vediamo se la Magnitudo riesce a concludere il contropiede. No, deve difendersi dall'attacco ancora di Melchiorre che è già andato sulla fascia sinistra, converge verso il centro, il dribbling del numero 7, doppio, poi si porta il pallone sul fondo. Buono il tentativo, meno l'esecuzione da parte di Melchiorre ed è pronto Pagano a rimettere in gioco per la Magnitudo. Lungo rilancio con le mani,
Ma già da quest'altra parte, Pelusi che controlla, prova a girarsi, il pallone sul destro, chiede la trattenuta il numero 9, marcato piuttosto affettuosamente da 3 calciatori della squadra di casa. Ospite, scusate, calcio di partita con il tentativo da parte del numero 8 e l'ottima parata da parte di Pagano. Cross in mezzo, prova ad approfittarne ancora la Ragnatela, il destro era stato tentato da Branca, è stato bravissimo Pagano in calcio d'angolo. Poi il fischio del direttore di gara, c'è stato un fallo in attacco, si prenderà con il calcio di punizione in favore della Magnitudo. È pronto a batterla Liga. Vai che è 2 contro 2, Giulio! È 2 contro 2, Giulio! Pallone lungo a cercare ancora la sponda, nessun problema per De Paulis. Ha già allargato sulla destra. Pallone in mezzo, poi finisce in fallo laterale in favore della squadra in maglia verde. Messa battuta, il fendente in mezzo a cercare Melchiorre, il pallone rimane lì, il contrasto in mezzo al campo e ancora il tentativo sborsato dalla difesa della Magnitudo, ma la Ragnatela sono 2-3 minuti che preme in avanti. Fischio dell'arbitro, c'è un calciatore in maglia bianca leggermente zoppicante, bisogna aspettare che si riprenda. Ora si può andare con la rimessa per Melchiorre, la sponda di testa, si chiude bene la difesa che rilancia poi senza troppi complimenti a cercare comunque il generosissimo Pelusi che si inventa una giocata e subisce il fallo, ha trasformato un'azione praticamente persa in offensiva. Bravissimo il numero 9 ed arriva anche il cartellino giallo. Alla distanza, adesso il direttore di gara provvederà ai giusti metri prima di far battere il calcio di punizione. Chiama a gran voce un altro uomo in barriera, De Paulis, accovacciato sul suo palo a cercare la giusta sistemazione. Sembra voler andare il bomber Pelusi che parte col destro, potentissimo sulla barriera, ancora Pelusi ed ancora la ribattuta della difesa della Ragnatela. C'è solo un fallo laterale battuto in questo momento. Allontana la difesa Melchiorre, pronto a ripartire con il mancino, ottimo il servizio, deve impegnarsi De Paulis in uscita che allontana con i piedi, ma c'è il continuo susseguirsi di contropiedi, ma il risultato resta bloccato sullo 0-0 e scoppia il minuto numero 20 di questo primo tempo. A girare Fatone, ancora il destro al volo, stavolta senza pretese da parte del numero 36 Sciuto. Può ripartire la difesa della Ragnatela che allontana. Stacco aereo dove la palla alla fine arriva al numero 9, c'è un tocco con la mano, quindi calcio di punizione in favore della Magnitudo, la posizione piuttosto interessante. Siamo 2-3 metri fuori dall'area di rigore, posizione centrale adatta sia per una conclusione potente o per una parabola a giro. Sistema la barriera ancora chinato sul suo palo De Paulis, piuttosto preoccupato. 4 uomini, forse 5 a comporre la linea davanti al portiere. Sembra voler andare ancora Pelusi, ma si è avvicinato minacciosamente anche Rossini che potrebbe andare col sinistro. Il terzo a stare in orbita del pallone è Liga. Da come parte potrebbe partire ancora Pelusi
Poi invece Liga con il destro, pallone che esce di un niente. Vicino al vantaggio la Magnitudo da calcio da fermo con il numero 44 che di potenza ha cercato la conclusione verso la porta, che esce di poco, a portiere praticamente battuto. Qui riparte ancora la Ragnatela Pub, però dal limite col sinistro, troppo alta la conclusione verso la porta, pronto a rimettere in gioco Pagano. Che appoggia per Liga. Buono il pressing in aiuto ai suoi compagni di Cuda, che mette il pallone in fallo di fondo. Ancora pronto Pagano. Lungo con le mani a cercare Pelusi, che si batte come un leone, ma il pallone finisce fra le braccia di De Paulis. Sbaglia il controllo, la difesa della Ragnatela, può approfittare una Magnitudo, ancora con il tacco in mezzo splendido Pelusi, che controlla e prova ancora la conclusione al volo. Ora momento favorevole alla squadra in maglia bianca, che cerca il pallone in mezzo senza trovare nessuno, però cross calibrato male sia nei giri che nelle intenzioni. Quindi riparte, o almeno prova a ripartire la Ragnatela, che non si intende fra due suoi calciatori. Pallone riconquistato in mezzo al campo da parte della Magnitudo. Sulla sinistra in mezzo, pallone vicino all'1-0. Messa dal fondo, pronto De Paulis, che ha già dato a Branca. Sulla destra conquista ancora una volta il pallone dal limite dell'area la Magnitudo, che va alla conclusione, ma nessun problema per l'estremo difensore. È stato ancora asciutto a tentare il tiro. Siamo già sulla sinistra con il contropiede di Cuda, che prova a incunearsi, appoggia al limite dell'area, non c'è il tocco secondo il direttore di gara, che va ad ammonire per simulazione il calciatore della Ragnatela. Non ha guardato in faccia a nessuno fino a questo momento il direttore di gara, e Liga è pronto a battere questo calcio di punizione. L'importante è che si sia uguale. Anche dall'altro. Due minuti di recupero, poi sarà fine di questo primo tempo. Va con il rinvio lungo Pagano a cercare i suoi attaccanti, a un passaggio verso il collega De Paulis, che ha già battuto ma scivola il pallone dalle braccia del portiere. Azione pericolosa, questo è il cross in mezzo tentato da Rossini, pallone che finisce in calcio d'angolo, batte subito a sorpresa Rossini, ma è da ripetere per il direttore di gara, c'è addirittura un cambio della rimessa. Vediamo che ha deciso. No, è ancora calcio d'angolo, deve essere ripetuto. Stavolta andrà Liga con il destro. Cross in mezzo basso a cercare la deviazione, pallone che resta lì, può ripartire in contropiede la squadra in maglia verde, ma qui c'è un intervento in mezzo al campo giudicato falloso da parte di Narini, e calcio di punizione in favore della Ragnatela Pub. Vediamo come deciderà di sfruttare questa situazione prima del fischio del primo tempo. Addirittura la conclusione da lontanissimo col sinistro, pallone che rimane lì pericolosamente, deve spazzarlo la difesa della Magnitudo, che guadagna un fallo laterale. Pallone calciato verso l'area di rigore senza troppe pretese, che poi stava per diventare pericoloso. E la rimessa in maglia bianca.
quando arriva il fischio della fine del primo tempo. Magnitudo 0, Ragnatela Pub 0 qui al Trullo. Tutto è pronto per il calcio di punizione dopo il primo time out. Casali sul punto di battuta, deve provare a riaprire il match la Ragnatela Pub. Questa può essere un'occasione importante da non sciupare. Vediamo che traiettoria prenderà il mancino del numero 13. 3 in barriera per la Magnitudo. Parte col sinistro, pallone che scende all'ultimo. Lungo rinvio, sempre in area, forse un tocco con la mano dell'attaccante non ravvisato il direttore di gara, non ha tempo da perdere la Ragnatela Pub che riparte sulla sinistra e guadagna un fallo. C'è il fischio dell'arbitro, pronto a batterlo Branca. Destro morbido in mezzo e l'anticipo all'ultimo secondo utile sull'appostato Casali, che era pronto a deviare in gol sul secondo palo. Ora batte addirittura il corner, il miracolo, il pallone che rimane lì e alla fine riesce a trattenerlo Pagano. Ma che cosa ha parato? Davvero un miracolo dell'estremo difensore che in 2 tempi è riuscito a sventare la minaccia. Qui anche un po' di sfortuna per la Ragnatela Pub che insiste sulla destra. Pallone messo in fallo laterale, ma continua in attacco con Cuda. Mette in mezzo Cuda, pallone prolungato, poi Liga che riesce a far ripartire i suoi. Contrasti in mezzo al campo, vinta ancora da Liga, ma sul pallone giunge come un falco Casali che la gira sulla sinistra. Il cross in mezzo, pallone che resta lì, giunge comunque col mancino a Cuda, pallone abbondantemente fuori. Sponda sulla destra molto elegante da parte del solito colpo di testa che finisce alto. Altra azione pericolosa della Magnitudo, ma colpo di testa da parte di Corsi è finito fuori sulla sponda di Pelusi. Qui siamo già da quest'altra parte. Tenta il tentativo lungo Liga che ora preferisce appoggiare in mezzo, ma l'arbitro alla fine fischia il calcio di punizione, non accolto benissimo dai giocatori in campo. Quando scocca il minuto numero 12, Magnitudo 2, Ragnatela Pub 0. Liga che va lungo con il destro nella zona di nessuno, può rinviare subito De Paulis. Pallone controllato dalla Ragnatela. Calcio di punizione, invita tutti a salire. 6 uomini in aria, prova col mancino dalla distanza il solito Casali, nessun problema per la difesa. Arriva il secondo time out di questa ripresa.
lungo rilancio ancora a cercare la sponda del numero 9 che stavolta si gira e riesce a mantenere il possesso del pallone. Servizio per Corsi che la mette in mezzo, ma non c'è nessuno della Magnitudo pronto a raccogliere il suo traversone. Guadagna comunque una rimessa laterale la squadra in maglia bianca e deve assolutamente mantenere il possesso palla. Qui il numero a cercare poi il cross, ma che bel dribbling da parte dell'ala destra della Magnitudo. Poi arriva però il fischio del direttore di gara e giallo probabilmente per proteste. Calcio di punizione della Ragnatela. Pronto De Paulis. Allungato sulla destra, Cuda, buono il dribbling, si imbola il numero 9, pallone in mezzo, alla fine respinge la difesa della Magnitudo che poi riparte con Pelusi, azione di sfondamento sulla sinistra, prova a convergere in mezzo nonostante i tre avversari che lo braccano, alla fine è costretto a cedere il pallone ancora per Cuda che si invola sulla destra, arriva la spinta da dietro da parte di Narini e sarà calcio di punizione in favore della Ragnatela. Sul punto di battuta pronto Casali, il sinistro morbido in mezzo, ancora 1-2 con Casali, ma riesce a controllare la sfera la Magnitudo che poi la perde banalmente con questo lancio in mezzo, ma la perde altrettanto banalmente il difensore della Ragnatela, quindi può distendersi sulla destra la squadra in maglia bianca con il destro che prende il palo pieno da parte di Pelusi. Vicino al 3-0 la Magnitudo con il gol del numero 9 che manca ancora all'appello. Qui insiste però con grandissima generosità la squadra in maglia verde. Cuda, pallone al limite dell'area, un gol riaprirebbe le sorti di questo match. Tempo ce n'è perché mancano 9 minuti e si sta nel calcio 8, ogni secondo è prezioso. Qui il pallone che scivola tra un po' di giocatori, alla fine finisce fuori. Pronto al rinvio il solito Pagano per Pelusi. Stavolta arriva il fischio dell'arbitro per le numerose spinte ai danni del numero 9. Siamo 1 metro oltre il semicerchio di centrocampo, ma sembra voler andare comunque alla battuta il numero 9. Barriera a 3 uomini per la Ragnatela Pub. Fischio dell'arbitro, parte Pelusi col destro che coglie in pieno un uomo in barriera, poi il pallone che rimane lì per un attimo, ha rischiato il contropiede della Ragnatela. Grande lotta in mezzo al campo e Liga come un gladiatore si intromette nel contrasto e mette il pallone fuori. Prestazione fino adesso da incorniciare del numero 44. Cambio di gioco verso Cuda, punta al suo avversario. Cuda rientra sul mancino per un attimo, vuole tentare il tiro, poi appoggia per Melchiorre. Il tentativo dell'Eitario, forse una sorta di tiro al giro che non sorprende De Paulis. Ora in mezzo, nessun problema. Portiere Cuda, il più attivo dei suoi in questo momento, sbaglia il passaggio
Chiamatemelo, raga, dai! Colpisce la nostra postazione senza conseguenze per fortuna. Da quest'altra parte, limite dell'area, rimbalzo beffardo per la Ragnatela, ma arriva il tocco con la mano secondo il direttore di gara. E questo è un calcio di punizione da posizione interessante. Siamo centrali verso la porta, difesa da Pagano. Ha potuto usufruire di molti calci da fermo stasera la Ragnatela, non sfruttati sempre a dovere. Vediamo se in questa occasione Casali troverà la parabola giusta. Tutto è pronto, 3 uomini in barriera per la Magnitudo. Parte Casali dopo il tocco il sinistro, il pallone che rimane lì. E un nulla di fatto, ma azione veramente pericolosa. Poi Melchiorre, il cross in mezzo e stavolta la controlla senza affanni Pagano, che ha già servito sulla destra per Pelusi. Sbaglia stavolta il controllo il numero 9, che poi è costretto al fallo e giallo. Ancora un calcio di punizione in favore della Ragnatela. Vediamo come deciderà di trasformare questo tiro dalla distanza. Parte con il destro che colpisce la traversa, potentissimo. Rimessa laterale in favore della Magnitudo. Dai, bomber, chi sta la bomber? Pelusi sempre braccato stavolta da Marinucci, che fa buona guardia. Si riversa ancora in avanti la squadra in maglia verde con Cuda. Tentativo di passaggio stoppato, quindi è ancora Pelusi che prova a girarsi in mezzo a due. Non c'è il fischio dell'arbitro. Avanza ancora la Ragnatela con Cuda che prova la conclusione di volo, decisamente distante rispetto alla porta, difesa da Pagano, che è pronto al rinvio. Lungo lancio controllato agevolmente dalla difesa della Ragnatela, che in questi ultimi minuti sta spingendo forte. Rilancia ancora per Pelusi che si gira col sinistro. 3-0, eccolo il gol del Bomber di potenza, e poi col mancino non perdona. Grazie. Riparte dalla centrata la Ragnatela. Cuda, Marinucci in mezzo. Melchiorre ha provato il cross deviato in calcio d'angolo. Ancora Melchiorre pronto a batterlo. In mezzo il pallone deviato, poi il tentativo che viene ancora murato dalla difesa della Magnitudo, pronta a ripartire. Ancora Pelusi con il lancio lungo. Stavolta esce agevolmente il portiere. Cuda. Marco! Pallone che giunge sul fronte offensivo della Ragnatela, ma Pelusi
con l'ennesima azione di rimessa, porta in avanti i suoi con il destro e la grande parata da parte del portiere della Ragnatela. Ale, Naro! 3. Ultimi attacchi Magnitudo, ma cambia la rimessa secondo il direttore di gara. Un minuto e mezzo al termine del tempo regolamentare, quando Cuda si invola sulla fascia destra, il piatto ancora Liga che ribatte il pallone, può essere un contropiede pericoloso per la Magnitudo che dal limite scarica il destro, ma gestito piuttosto male questa azione di rimessa. Ancora la Ragnatela che nonostante i 3 gol sotto non ha mollato psicologicamente. Cuda dal limite meriterebbe il gol per l'azione, Melchiorre in mezzo e non c'è nessun problema per Pagano. Lungo rilancio del numero 1, un passaggio al proprio collega e avversario che rilancia anch'esso coi piedi per Melchiorre, se la porta al limite, può provare il destro e la grandissima parata. Grande risposta di Pagano che ci teneva a tenere inviolata la sua porta. Qui il pallone in mezzo, ancora allontanato da Liga. L'arbitro indica la rimessa laterale, ma il capitano sulla sinistra prova poi ancora l'ottima risposta da parte di Pagano. Calcio d'angolo battuto in mezzo di testa e Liga stavolta che salva sulla linea. Cross ancora in mezzo, meriterebbe per l'impegno sicuramente la rete, la Ragnatela. Qui Cuda prova con il destro, ribattuto ed arriva il fischio dell'arbitro. Magnitudo 3, Ragnatela Pub 0, squadra bianca che vola 6 punti in classifica.